Ritorna la rubrica del Partito Democratico, sezione sandonatese. Paola Martini ha incontrato la dottoressa Francesca Zottis. Siamo con Francesca Zottis, segretario del Partito Democratico di Sandonà. Segretario, c'è un tema infrastrutture che mi pare però si sia fermato sul parlare della TAV, senza trattare complessivamente la situazione della viabilità del Basso Piave e del Veneto orientale in generale. Può fare il punto? Sì, purtroppo è così, nel senso che nelle ultime settimane sembra che il problema principale sia quello dell'infrastruttura TAV-TAC. Sicuramente è un problema che va affrontato, le responsabilità sono chiare, sono quelle di livello regionale, quando nel 2007 l'assessore Chisso con una delibera del 17 aprile 2007, la delibera di giunta numero 43, definisce che il progetto doveva essere fatto sulla litoranea bassa, per cui escludendo altri tipi di progetti senza neanche pensare quali tipi di economie si erano sviluppate e si potevano sviluppare all'interno della litoranea. Oltre a questo però noi stiamo attendendo risposte per quanto riguarda la metropolitana di superficie, oltre a questo c'è ancora il terzo ponte, oltre a questo purtroppo abbiamo visto che è stato dato il via alla realizzazione dell'autostrada del mare senza neanche lì considerare che lungo quel tracciato, che va sicuramente messo in sicurezza, però si erano sviluppati altri tipi di economie che si intrecciano proprio nel tracciato della strada, quindi invece con un'autostrada viene chiuso, per cui ci stiamo chiedendo da una parte come la Regione non si renda conto di aver fallito negli ultimi probabilmente almeno 10 anni e quali tipi di risposte dobbiamo attenderci e il perché certe risposte non arrivano con un po' più di puntualità e anche in una visione strategica del territorio. Però il progetto del CIPE prevede invece che si segua l'asse dell'autostrada, se non vado errata. Ma attualmente non c'è una previsione, c'è stata una proposta dalla parte del commissario Mainardi. Commissario però, come l'assessore Chisso, non possono pretendere che nel giro di pochissimi mesi i sindaci siano messi nelle condizioni di dare una risposta su un'opera di questo genere. Com'è la situazione all'interno del movimento di sindaci? Mi pare abbia perso totalmente la propria compattezza. Ma qua c'è un altro fallimento che è quello del presidente della provincia, nonché sindaca del comune di Sandonà, Francesca Zaccariotto, nel senso che lei si era presa l'onere e onore di coordinare i sindaci, il coordinamento non c'è stato. Adesso si è creata una frangia degli 11 sindaci del PD che giustamente dicono noi vogliamo un reale confronto, vogliamo capire realmente l'impatto di quest'opera, dove è meglio farla e quali sono i risultati finali. Gli altri sindaci per ora stanno in silenzio, c'è qualche voce da parte di membri delle commissioni che si sposterebbe di nuovo, secondo la Lega e il PDL, la TAV nel tracciato basso, però la verità è che si è rotto il movimento dei sindaci, ma senza una soluzione finale. Certo, segretario, adesso però la faccio cambiare completamente argomento e andiamo a un argomento festoso e parliamo della settimana democratica, in breve perché ormai abbiamo quasi esaurito il nostro tempo. La settimana democratica vedrà al centro le proposte del Partito Democratico di Sandonà, il sandonatese per quanto riguarda Sandonà 2013, per cui le elezioni, e abbiamo invitato numerosi amministratori, non strettamente locali, perché verrà il vice sindaco di Vicenza, verrà il sindaco di Trieste, quindi abbiamo cercato di fare rete con gli amministratori per portare proprio delle buone prassi. Poi ci saranno però anche dei momenti più conviviali, più leggeri. Certo, ci sarà la serata dei giovani che sarà il 9 di giugno, sabato sera al Giardino delle Sculture, Parto delle Sculture, e sarà estremamente conviviale nel senso che vedrà prima anche un momento in cui sono stati intervistati mi sembra 18 giovani con delle domande dove si chiede cosa volete, cosa pensate di Sandonà, per cui ci sarà un video, 1 minuto a testa per ogni giovane in cui ci saranno queste proposte e poi ci saranno giovani che suonano e cantano. Bene, e allora la settimana democratica ci aspetta a partire dal? A partire dall'8 giugno alle 20:45 al Centro Culturale. Bene, ringraziamo Francesca Zottis del Partito Democratico di Sandonà. Grazie.